saranno arrivati. Anche a lui bisogna andare, dai Nicolai dell'Impianto. Non so chi è. Ve lo dico io dove. È lì per venire da me. Ho capito, erano quelli che acquistavano e l'abbiamo fatto siamo Ora mi hanno detto la Calvano non sa se c'è lo spazio Ha saputo qualcosa? Ha saputo qualcosa? Sei il sindaco, l'assessore di Saliti, eccolo. Primo maggio, dove la Misericordia Italiana con il patrocinio della Lenza Aglianese sta organizzando una cena, diciamo, di fine anno, dove sono presenti diciamo, tutti coloro che vogliano gustare un'ottima bistecca, visto che ci sarà, appunto, sarà fatta da Dario Cecchini, noto macellaio fiorentino. Siamo qui in compagnia del presidente Corrado Artioli e del segretario Antonio Morosi e diciamo ad Artioli il perché di questa manifestazione. Ecco, intanto avrei piacere di puntualizzare una cosa, ma in positivo, perché dobbiamo essere grati a questo fatto. La Lenza Aglianese non ci ha dato il patrocinio, comunque non solo quello, ci ha dato una grande collaborazione. È importante questo senso di affetto, di calore e di legame che viene da un'associazione importante del territorio e da tutto il territorio, perché una delle più grandi ricchezze della Misericordia Italiana è quella di sentirsi e di essere legata al territorio, di sentirsi abbracciata dai cittadini e dalle associazioni dei cittadini aglianesi. Ecco, ora dico che senso ha, perché è stata ideata questa manifestazione. Questa manifestazione è un momento di incontro importante in un periodo in cui a Agliana ci sono tante manifestazioni di cittadini che si ritrovano, che si incontrano. Ha, diciamo, lo scopo di portare da una parte un contributo importante, quello che ci dà Dario Cecchini alla cultura popolare aglianese, e quindi un incontro di questo tipo. Poi ha anche un altro senso: noi stiamo iniziando davvero in modo importante e deciso un cammino, quello verso la costruzione della nostra nuova sede. Noi, lo dico perché può sembrare uno slogan ma non lo è, abbiamo un sogno, i sogni non sempre si avverano, però con tanta buona volontà, con un po' di fortuna e la collaborazione di tutti, a volte si avverano. Il nostro sogno è quello di riuscire a inaugurare questa sede quando celebreremo il 100° anniversario della nostra associazione nel 2008. Ho detto 1908 perché ricordo sempre quando è nata la Misericordia, è nata quasi 100 anni fa, e questo sarebbe un segno importante, sarebbe il segno di tanto lavoro fatto in un secolo a favore degli altri dai cittadini aglianesi. Dopo il tanto lavoro delle persone, diciamo, che hanno contribuito a mettere in piedi questa manifestazione, questa serata, cosa, nel senso, vuole dire a queste persone? Diciamo? Io voglio dire a questi volontari che sono grandi, in tutti i campi, grandi perché danno tutto quello che possono per aiutare gli altri. Questo è importante. Non si risparmiano, signori, ragazzi, anziani. C'è di tutte le età e questo mi fa molto piacere, e come vedete voi stessi, guardate che manifestazione hanno fatto. Quindi tutti si rendano, diciamo, indispensabili all'interno e questo è, anche il Presidente lo dice tante volte, è tutto merito dei volontari, proprio dei volontari. Quindi un grazie particolare a chi? Un grazie particolare a tutta Agliana, che ha fatto sì che questa associazione nascesse quasi un secolo fa e diventasse quella che è oggi, un'associazione legata
alle sorti e ai bisogni dei cittadini aglianesi. Questo è un grazie, e ai volontari che, come diceva Antonio Morosi, sono la linfa vera dell'associazione, perché io dico sempre con un'immagine abbastanza banale: si potrebbero avere i più importanti mezzi del mondo, i più belli, i più nuovi, i più tecnologicamente avanzati, ma se non ci fosse chi gira la chiave non entrerebbero in moto e non partirebbero. Il servizio è frutto della spinta interiore che hanno i volontari, della ricchezza che hanno ricevuto dalle loro famiglie. Un grazie particolare in questo momento alla Lenza Aglianese, che ci ha dato un grandissimo supporto per rendere possibile questa manifestazione, e lo ripeto a tutta Agliana che anche ci si è strinta intorno in questo momento. Io davvero lo vedo come un tema importante, le associazioni, il territorio, tutti che si stringono intorno a questa realtà che è la Misericordia Italiana, che viene da lontano, viene da 5 anni prima che nascesse il Comune Italiano. La Misericordia Italiana, fondata nel 1908, ha un'identità culturale, un'identità geografica che è nata 5 anni prima della realtà comunale italiana, che è nata nel 1908. Quindi potremmo dire misericordia sinonimo di volontariato? Misericordia sinonimo di volontariato e soprattutto sinonimo di donazione agli altri. Io vedo sorridere i volontari quando sono coscienti, e lo sono fortunatamente tante volte, di aver fatto qualcosa per gli altri, qualcosa che si fa solo col cuore, qualcosa che non si fa solo con i mezzi finanziari. Ci vogliono anche quelli, sono fondamentali, non si costruisce un'opera di quel tipo senza mezzi finanziari, ma dentro ci vuole il cuore. Quando sentono di aver fatto qualcosa col cuore, quando vedono la gratitudine, il sorriso di chi è stato aiutato da loro, sono felici. E questa è l'essenza di questo impegno e di questo modo di essere. Dai, dimmi che. Anche se sono facciamo fuori noi i pezzi. Ci riesce lui, così riesce anche noi. Dai, abbiamo le ragazze? Ci siamo Silvestro?